Falsa partenza o una partenza con il freno a mano tirato. Si può definire così l'esordio del carrello tricolore, l'iniziativa denominata Salva Spesa voluta dal governo Meloni con l'obiettivo di calmierare i prezzi di prodotti di prima necessità per cercare di fronteggiare l'inflazione e tutelare il potere d'acquisto. Carrello leggero o semivuoto per tanti motivi, in primis per l'avvio dell'iniziativa in un giorno festivo che tra l'altro non ha consentito ai punti vendita aderenti di organizzarsi con le informazioni necessarie e le etichette sugli scaffali che indicano il prodotto a prezzo scontato del 10%. Pochi i catanesi che conoscono il cosiddetto bollino tricolore. Oh, che cos'è? Sapete cos'è il bollino tricolore? No. Siete appena stati al supermercato, avete visto il bollino tricolore? No. Chi conosce l'iniziativa non fa certo salti di gioia. Non lo so fino a che punto convenga questo 10%, perché molti prodotti erano aumentati anche più del 10%, quindi quando poi tu me li scali del 10% non ci concludi granché. Prezzi calmierati, non so che cosa servono comunque. Andrà a caccia del bollino tricolore? Ma non penso. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, ma non si esclude una proroga. Passa anche da Catania il Jumbo Truck della Banca del Cuore nel suo tour in giro per l'Italia nell'ambito del progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare e resterà in Piazza Università per offrire ai cittadini screening gratuiti cardiologici. Non solo prevenzione ma anche cura della propria salute attraverso un esame completo e la consegna di una card personale contenente tutte le informazioni cliniche del paziente. Il cuore va monitorato sempre sin da bambini e non soltanto quando si hanno sintomi preoccupanti e i catanesi hanno accolto bene questa iniziativa. La prevenzione è la prima cosa, attività sportiva e alimentazione. E poi questa prevenzione una volta l'anno bisogna fare anche per sopravvivere. Io faccio sempre i controlli, ogni anno. Ora, visto che c'è questa opportunità, tentiamo di poterlo fare qua. Dai dati raccolti durante questa campagna è emerso un notevole aumento di alcune malattie cardiovascolari e di alcune patologie che possono essere curate, ma fondamentale in questo senso è la prevenzione con i controlli periodici. Più che preoccuparsi dei sintomi, noi ci dobbiamo preoccupare dei risultati delle analisi. Se abbiamo una glicemia, ovvero la quantità di zucchero nel sangue un po' più alta, più che già supera i 100, a digiuno ci dobbiamo preoccupare. Se abbiamo un colesterolo cattivo che supera i 200 per quanto riguarda quello totale, ma soprattutto i 100 per quello cattivo, quello che abbiamo detto che sporca le arterie, l'LDL, dobbiamo andare velocemente dal medico per cercare di capire se è un valore compatibile con il nostro stile di vita o se lo dobbiamo ridurre, e soprattutto poi dobbiamo fare molto modo, fare una dieta ricca di fibre, di cereali, particolarmente frutta e verdura di almeno 5-7 colori, perché questi abbattono il colesterolo cattivo e soprattutto riducono l'infiammazione che abbiamo imparato ormai col Covid. Essa è la responsabile non solo di malattie importanti come il Covid, ma anche dell'infarto, dell'ictus e del cancro stesso. Il Truck Tour si ferma in Piazza Università fino al 4 ottobre dalle 9 alle 19 a disposizione di tutti i cittadini. Si può anche prenotare il proprio turno scaricando l'app Banca del Cuore. Nella scuola Pertini dello Sperone di Palermo, dove la preside ha ridotto la percentuale della dispersione scolastica dal 27 all'1%, questa mattina è stato inaugurato un campetto di calcio alla presenza del noto cantante Cesare Cremonini, un intervento concreto di riqualificazione delle aree urbane a supporto degli istituti e dei ragazzi, nato dall'ascolto delle loro esigenze e dei loro obiettivi per poter vivere la scuola ancora di più come un luogo di aggregazione e di inclusione. Ovviamente la presenza di Cremonini, che ha da tempo sposato questo progetto, ha impreziosito la storica giornata per il quartiere periferico palermitano. Quello che ha detto Antonella pochi giorni fa mi ha colpito tantissimo ed è un grande insegnamento ed è una dimostrazione di senso non solo del futuro, ma un senso proprio del suo ruolo e dello Stato anche. Anche un solo bambino che non va a scuola è un dramma che coinvolge chiunque, quindi questo 1% è credo che sia per tutti un elemento di grande speranza, ma non è assolutamente il traguardo. Sorrisi, pacche, abbracci, il blitz di Cesare Cremonini sotto le note della ragazza del futuro ha mandato in visibilio alunni e docenti. Cosa ti ha detto un grande artista come Cesare quando appunto gli hai parlato di questo progetto? La cosa bella è stata che quando 1 anno e mezzo fa è venuto,
Lui mi ha detto non vedo l'ora di tornare allo Sperone. E così si sta realizzando anche questa giornata di oggi. Io vorrei, il progetto voluto proprio dal cantautore, vuole accendere i riflettori per far emergere il bello delle periferie. Un lavoro di recupero e di riqualificazione urbana, ideato per superare le barriere. È un sottopassaggio, ma somiglia più ad una discarica a cielo aperto che con il passare delle ore aumenta il suo volume, rendendo quasi impossibile il passaggio di auto e pedoni che per transitare sono costretti a tapparsi naso e bocca. La segnalazione al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 arriva in redazione di Buon Mattino, mittente un residente nonché nostro telespettatore che abbiamo contattato ed ascoltato. E quindi è diventato proprio invivibile, non si può più vivere, non si può anche più transitare. La cosa più grave è che questo ponte qua che danno fuoco alla spazzatura rischia di collassare, a parte che il ponte sta per collassare, ma ci sono anche passaggi di servizio dove ci sono cavi e fili che passano qua sotto, è una cosa pericolosissima. Vediamo proprio delle macchine che hanno proprio difficoltà a passare. Ancora per un paio di minuti possono passare, fra qualche ora che la gente continua a buttare spazzatura non passerà più nessuno. Non servirebbe alcun commento a queste immagini girate questa mattina in via Orfanotrofio, a pochi passi da Porta Garibaldi e quindi nel cuore di Catania. Si scarica di tutto di notte e in pieno giorno, tanto chi viene qui sa benissimo di farla franca. Non sa forse il danno che arreca all'ambiente e non sa certamente il rischio che può derivare dallo smaltimento illecito dell'Eternit, fibre di amianto cancerogene che si disperdono nell'aria e che sono ancora più pericolose se bruciate, come in questo caso. È più che altro un'emergenza sanitaria, perché quello che noi ci rendiamo conto è che le malattie si diffondono anche a centinaia di metri. La spazzatura che giace per giorni e settimane produce batteri, virus che attaccano bambini, persone anziane, donne incinta. Continui incendi di spazzatura hanno ormai annerito e reso pericolante il muraglione che vedete e rischia di collassare anche il ponte di via Vittorio Emanuele. Agli organi preposti spetta ora anche il compito di verificare le condizioni della struttura. Nella città della Reggia, patrimonio dell'UNESCO dal 1997, Mino Chiricò trova ispirazione per regalare ai tifosi rossazzurri una perla di rara bellezza. Un gol da centrocampo, un tracciante perfetto che segnala ulteriormente la qualità del numero 32 etneo e richiama alla memoria altri gol da cineteca come quello di Mascara nel famoso derby della Favorita del 2009. A Caserta il Catania si impone con lo stesso risultato di quel match storico 4-0. La stella, come detto, è Chiricò che apre e chiude le marcature e il secondo gol è un'altra perla, sinistro a giro e pallone all'incrocio. Alla fine il genietto gongola. Come prima cosa ho avuto un secondo per pensare, perché comunque appena mi è arrivata la palla ho visto subito il portiere fuori di pari, come ho detto prima. Poi ovviamente quando fai questi tipi di calci ci vuole sempre un po' di fortuna. L'ho provato sì, però fortunatamente è andato sotto la traversa e siamo contenti e sono contento anch'io che mi sono finalmente sbloccato in una partita così importante. A Caserta però non c'è stato solo Chiricò, ma tutta la squadra. Tabbiani in testa che indovina tutte le mosse. Approccio perfetto, controllo del match esemplare e poi i gol, come quelli dell'altro protagonista su tutti, Samuel Di Carmine, che segna la seconda rete della giornata intervenendo in tap-in dopo una splendida girata di Zammarini respinta dal portiere. E poi la terza a inizio ripresa, dopo essere stato liberato magnificamente al limite dell'area. Io amo giocare verso la porta e attaccare lo spazio, è la mia qualità migliore. Quindi oggi la squadra è stata brava, poi abbiamo sbloccato con quel gran gol di Mino, che poi tutta la partita si è aperta perché anche loro attaccavano un po' più alto e quindi mi avvantaggiavano nella zona aperta, insomma. E adesso il derby col Messina di Coppa Italia mercoledì al Massimino, dove mancherà Mazzotta, distorsione per lui ma tempi veloci di ripresa. La convinzione è che a Caserta può essere nato il Catania del prossimo futuro. Vincere o perdere col minimo scarto può sembrare una rarità per un figlio di Zeman, ma Giacomo Modica, dopo aver vissuto questa esperienza in negativo a Francavilla, l'ha ribaltata in positivo contro l'Avellino, costruito per la Serie B, e respira in classifica. Per il primo successo in campionato, inatteso e che tra Turris e Francavilla pareggia i conti con la sfortuna, si è armata la voglia di riscatto di Vincenzo Plescia, che ha steso alla sua ex squadra, facendosi rimpiangere da club e tifosi, anche perché nell'altra metà campo Patierno non pervenuto ed è toccato quasi sempre a difensori e centrocampisti impegnare Fumagalli. L'approccio non è stato quello che mi aspettavo, la vittoria della sofferenza perché sono stati 9 minuti di
extra time, e quindi quando tu vinci 1-0 poi è normale che ci sono delle bagarre in aria, è diventata una sofferenza, però noi nelle 4 ripartenze che abbiamo fatto potevano essere 4 gol, anche se loro, ribadisco, che nel primo tempo se andavano sopra non avrebbero rubato niente, perché hanno fatto qualcosa di importante attraverso l'entrata in campo nostra sbagliata e soprattutto qualche sbavatura a livello tattico-difensivo. Dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa Italia a Catania, domenica trasferta a Potenza contro il Sorrento, diretta concorrente per la salvezza, giusto per non perdere di vista l'obiettivo stagionale. Una partita sviluppata bene contro un avversario tosto che ti concede poco. Siamo stati equilibrati, pazienti, siamo andati sotto sull'unico tiro che hanno fatto nel primo tempo. Ma credevo, perché vedevo delle cose, sentivo che la squadra c'era e l'abbiamo spinta, l'abbiamo fatto veramente insieme con tutti i 25-26 mila che c'erano oggi. È stato qualcosa di appassionante, di bello. Lo step di quest'anno era creare questo livello di autostima, questa connessione squadra-pubblico, e so che quando la si crea diventa qualcosa di invincibile o di difficile da battere, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati quest'anno. Siamo arrivati a fare questo primo scorcio di campionato molto bene, dobbiamo andare a Modena, sappiamo che affrontiamo un avversario di livello, e chiudere bene queste prime partite, però sono contento perché la squadra crede in quello che si propone, ha convinzione, sa ribaltare le situazioni. Questo per me è un aspetto molto importante se vogliamo diventare una squadra che abbia una mentalità vincente.